Derby del Veneto attesissimo all'Euganeo, Padova-Vicenza è sfida cruciale per entrambe sulla via della qualificazione ai playoff. Dal canto preferisce la coppia Ardemagni De Paola con El Shaarawy, a supporto solo panchina per Rabito. Maran prova a sfatare il rendimento in trasferta dei suoi con Tulli ed Abbruscato. Il pallino del gioco però è tutto in mano al Padova, che deve aspettare un autogol però per sbloccare il risultato. 24esimo minuto quando Renzetti in area prova a servire Ardemagni con un rasoterra deviato da Martinelli alle spalle di Russo. 1-0 meritato anche se fortunato per i padroni di casa. Il Vicenza accusa il colpo ma invece di rispondere subisce il raddoppio dopo 13 minuti. Provvidenziale il liscio di Cuffa sulla sponda di De Paola, pallone perfetto per El Shaarawy, il gioiellino insacca il suo quinto gol in campionato in 21 presenze. Nella ripresa il Vicenza sembra più reattivo ma subisce il colpo del KO al 62esimo. Sul cross dalla sinistra è perfetta la botta al volo di De Paola con il brasiliano che conferma dunque il suo momento di grazia. Terzo gol stagionale tutti negli ultimi 15 giorni. Maran si gioca la carta della disperazione, Cellini al posto di Mustacchio di una scelta che in parte ripaga. L'ex bomber dell'Albino Lef è rapace sulla confusissima mischia ad un passo dalla linea di porta dopo la ribattuta di Cano. A poco serve perché finisce 4-1 per il Padova, in pieno recupero è De Paola a mettere il punto esclamativo sul risultato finale, un successo fondamentale che rilancia le quotazioni playoff della squadra di Dal Canto che conferma la sua striscia dal suo arrivo sulla panchina biancoscudata.